Saluti a tutti. Se il regista Gore Verbinski avesse inserito Cornelio Cossu nel film I Pirati dei Caraibi al posto di Johnny Depp a fare la parte di Jack Sparrow, non avrebbe sfigurato di sicuro. Sulla nave fantasma vi è sempre stata la leggenda marinaresca secondo cui alcune navi del mare, una volta affondate negli abissi, si trovassero a navigare nel cielo con la stellare nave Argo. Se per ipotesi in altri tempi un Jack Sparrow avesse affrontato sul mare un Cossu sardo, il Jack non avrebbe avuto scampo. Il tribuno militare Aulus Cornelius Cossus, nella battaglia di Firene 437 a.C., come racconta Tito Livio, uccise in combattimento il re di Velio, Tolumnio, conquistando le spoglie oppime, ossia la più alta onorificenza assegnata al soldato che avesse ammazzato in guerra il comandante nemico. In tutta la storia di Roma solo altri due militari conquistarono quel trofeo: Romolo, ma non vi sono prove storiche, e Marcus Claudius Marcellus, pronunciato Marcedu, che aveva fatto fuori un re dei Galli. Il cognome Marcedu ha il suo primato a Fonni. Il latino Cossus, senza la desinenza S sigmatica del nominativo, si trasforma nel sardo Cossu, presente nell'isola con circa 2200 famiglie, con preeminenza a Tempio Pausania. Attualmente, con tale cognome, in tutto il Lazio si registrano solo 191 famiglie, a dimostrazione che il Cossus romano era un discendente dei Cossus sardi, giunti nell'urbe secoli prima che i romani occupassero la Sardegna. Cossu è sia un diffuso toponimo capillarmente presente in tutta l'isola, tra cui Cossuine, sia l'etimonimo del popolo antico dei corsi stanziati in Gallura. Il Cossu era quasi omonimo della costellazione dell'Ursa, oggi detta Orsa, che, contrariamente a quanto si pensa, non era un mammifero, ma un carro veloce, in sardo detto curru o cussu, da currere, correre, che poteva andare per terra o sull'acqua. Cossu era colui il capitano che puntava al nord mirando l'Ursa minore per seguire la giusta rotta. Il timone del carro era costituito da una barra fissata alla cassa. La bara in cui giace la carena del defunto è un calco sia del Bares, imbarcazione primordiale, sia di Ares, divinità degli stagni e della guerra. Il pirata deve il suo appellativo alla pira dell'imbarcazione, la parte anteriore della nave rafforzata con legno sovrapposto e intrecciato, chiamata dai greci pura e trasformata, con metatesi linguistica in prua. La pira o il pirata hanno dato valore di forza al cognome Pira o Piras, secondo in Sardegna, per numero di famiglie. Sulla prua della nave è solitamente fissata una Venere alata, detta Polena, nome che viene da Pulina, con lo stesso cognome sardo, scultura non solo ornamentale, ma utile per puntare la pula o stella nel cielo notturno. Dietro la prua, all'interno dell'imbarcazione, nello spazio vuoto, è ricavato il gavino, che si contrappone per volume al gavone. Gavino, in latino Gabinius, è l'equivalente del sardo Gavinzu, da cui Bainzu o Baingiu, usato sia come nome sia come cognome. Il Baingiu è denominato in questo modo perché deve subire la forza dell'acqua che picchia, banzu, sulla prua della nave. Per questo in sardo sono dette bangios sia le cascate e le fonti che fanno suonare il cantaro, sia le terma dove il banzu o bangiu purifica la carena dell'uomo. La parte centrale della nave dell'imbarcazione si chiama carena, come il busto del corpo umano, in sardo, ma anche carina se più piccola, come il nome sardo italianizzato di Caterina. La carena riprende la radice del carro, semplicemente perché l'imbarcazione è un mezzo senza ruote che viaggia sul pelo dell'acqua e ha dato il nome al sardo Caralu, Carlo, e il cognome alle famiglie Carrus. Dalle carrelas, le strade, i porti attraversati dai carrus, ha acquisito il proprio toponimo il capoluogo dell'isola Carale o Carali, rivolto poi in Cagliari. L'albero o pinnone sardo da cui è nato il pennone italiano è piantato nella carena. Non ti bonzas a pinnone, si dice in sarda a uno che staziona fisso davanti a te.
La punta del pinnone che si assottiglia in cima è divenuta pinna, come il terzo cognome sardo più diffuso. All'albero maestro sono legate le vele, ovvero sia le parti cucite insieme del vello, pelle dell'animale, in sardo bellu, cognome sinonimo di guerra anche per i romani. La superficie della vela esposta al vento è detta mura, come il caratteristico cognome sardo. Similmente a una pera, la parte posteriore della nave è detta poppa, pupa in sardo, la polpa più consistente, pupis in latino, nella quale è sistemato il timone di comando, definito barra, radice del cognome sardo barranu. Sono 2 le barras, guance in sardo, e 2 le manovre da seguire per chi dirigendo l'imbarcazione vira barra a dritta e barra a manca, sinistra, indicante l'omonimo cognome sardo. La parte del timone che va sotto l'acqua si dice pala e riporta il cognome sardo maggioritario nelle baronie. L'ancora che serve a bloccare l'imbarcazione si chiama marra, come l'appellativo sardo dei marras. I lati della marra vengono detti patta, dando vita allo stesso cognome sardo. La corda che viene lanciata dall'imbarcazione sul molo per far attraccare la nave viene detta in italiano cima, che traduce il sardo chima, a simboleggiare l'estremità del runcu, tronco o parte iniziale. E infine, la colonnina del molo, intorno a cui viene arrotolata la cima, è denominata bitta, poiché è simile al becco di un uccello, che in sardo si denomina bittu. Tutta l'imbarcazione viene oggi chiamata nave, come la costellazione della nave Argo. La nave altro non è in sardo che il tronco primordiale dell'albero, nave o nae, con cui l'uomo in tempi remoti riuscì per la prima volta a camminare sull'acqua, come un carro sulla terra o una divinità sul cielo. Gli inglesi di Jack Sparrow hanno chiamato la loro marina da guerra navi, similmente alla nave sarda, ma per i pirati anglosassoni la navi è solo l'imbarcazione, poiché loro denominano il ramo principale dell'albero con 3 branch. Pertanto non sono stati gli inglesi a coniare il lemma nave, ma i sardi, i quali detengono con nave il suo significante, il proprio significato intrinseco del nome e il conseguente fondatore linguistico. Rispetto alla Sardegna, che nel mito incarnava la figura di Orione, la Corsica era considerata figuratamente il carro o la nave da guerra corsa. Infatti la Corsica era scritta in latino Cirnus ed erroneamente letta in ecclesiastico con Cirno, mentre secondo le regole in uso nel tempo tale etimo doveva essere pronunciato curru, ovvero sia nave o carro da guerra. Con l'assimilazione progressiva della consonante R sulla S, la Corsica era detta Cossiga o Cossiga, come il cognome dell'ex presidente della Repubblica, Francesco, e il corso abitante della Corsica, Cossiga, o della Gallura veniva appellato Cossu. In altre parole, il Cossu era sia l'abitante della Cossiga, Gallura, sia anche il capitano o comandante della nave da corsa. Essendo la Sardegna completamente circondata dalle acque, nei cui porti velavano e ormeggiavano le navi corsare, il capitano Cossu era di casa ovunque approdasse. Il condottiero della nave sarda non portava sul capo una sudicia bandana o un miserabile tricorno di pelle, ma una galea da gala, alba, da cui è nato il galeone, simile a un elmo rovesciato, sormontato di penne e di corna, simboli celesti del sole e della luna. Al posto di povere giacche di canapa, il comandante Cossu indossava il corsetto di pelle di vitello, ancora oggi chiamato cosso. Il corsaro Cossu si differenziava dal pirata perché era un ufficiale al servizio dello Stato e non un compromesso capitano, bandito dal regno e poi riabilitato. Aulus Cornelius Cossu apparteneva alla gens Cornelia, nomen corrotto dai romani da un originario Cornellu che veniva letto Correddu, esattamente come si presenta oggi in sardo, specie nella regione del Meluco. Correddu è il diminutivo di corro, ossia del tritonio o corro marino. Il suono di questa conchiglia
è ora artificialmente riprodotto dagli altoparlanti delle navi in arrivo e in partenza dai porti, ma in antichità era soffiato dal comandante in persona. La divinità di Tritone impugnava il forcone a 3 punte, simbolo del sardo Tribula. In una ipotetica quanto fantastica battaglia navale tra il pirata Jack Sparrow e il corsario Cornelio Cos, il primo ne sarebbe uscito con le ossa rotte. Fatto prigioniero, avrebbe preso il posto sulla nave come l'ultimo galeotto della ciurma, addetto a lustrare la trina e le stive, vale a dire a fare il mozzo. In questo caso, come tutti i componenti dell'imbarcazione, avrebbe acquisito un cognome sardo, quello di Mozzo, e remato con il resto dell'equipaggio nell'infinito mare degli abissi, alimentando la leggenda della nave fantasma Argo. Saludos.